Quindi lasciamo un po' sfumato, non il taglio dritto, no? Andiamo a crearci un po' di texture, no? Proprio per dare quel senso di muro rotto, invecchiato. Quindi facciamo questi movimenti con la spatola. Diamo proprio quell'effetto di puntini di muffa. Quindi per dire, io mi voglio concentrare qua, diciamo un po', lascio un po' di spazi che non vado a prendere bene dentro con la pennellessa. Dopo vedete il perché. Tanto è umido, vedo. Sì.